Bene, iniziamo questo Un giorno in piazza Pio X, il 3 luglio e naturalmente sono neanche le 7:30, veramente siamo in anticipo di 10 minuti come al solito Alessandro. Siamo con Alessandro Torresan della Pasticceria Moderna che abbiamo già immortalato in un'intervista monografica la scorsa settimana. Alessandro, oggi è la colazione, cosa propone la tua pasticceria la mattina per il cliente che viene qua per ingranare la giornata? Beh, dal caffè che è la prima cosa e le colazioni, la croissanteria, pastine classiche con sfoglie e mele, tutta una serie di integrali? Sì, integrali. Lo so perché l'ho mangiata. Sì. Una serie di brioche che per incontentare tutti i gusti delle persone, cioè, si cerca perlomeno di avere un po' una scelta, basta. Tra le altre cose poi voi vedrete dalle immagini che abbiamo fatto internamente c'è tutto un settore dedicato solo alle collezioni. Allora, perché il caffè Illy? Caffè Illy perché intanto un buon caffè, un'immagine e una continuazione, nel senso che costante nel tempo, nel senso che la qualità dal primo giorno in cui l'ho usato fino adesso è sempre costante. Sì. Quindi diciamo così è una scelta di qualità, insomma, è inutile stare qua a girare tanto intorno. Sicuramente sì. Cerco di scegliere tutte le cose che propongo nel mio locale, la qualità che sia di alto livello. C'è una scelta di brioche, ce ne saranno 10-15 tipi, adesso non li ho contati ma siamo vicini a quella cifra. Cosa vuol dire? Allora, intanto una cosa, pasticceria artigianale significa non le brioche quelle gonfiate e riscaldate di produzione industriale. Scusate se lo dico ma è essenziale capirsi. Ormai anche ci sono pasticcerie che si proclamano artigianali che hanno le brioche, oppure comprano il semilavorato, pompano dentro la crema e la marmellata. Scusa se lo dico ma è giusto fare. Le tue sono invece rigorosamente di produzione tua? Sì. Sono completamente fatte da noi, dalle brioche alle pastine di riso, alle pastine di mele, sono tutte di produzione nostra. Allora avete capito, ripeti pure l'indirizzo così sanno dove venire a fare una buona colazione artigianale. Pasticceria Moderna in piazza Pio X a Mogliano Veneto. Impossibile sbagliarsi, è la migliore, grazie. Un giorno in piazza Pio X. Con i commercianti ci siamo inventati questa giornata impaginata come se stessimo veramente dalla mattina alla colazione, la spesa, fino alla sera con i cicchetti, gli aperitivi e via. Siamo qua da Moreno, la Parmigiana. Moreno, prima di tutto perché sto nome è la Parmigiana? Perché il nome deve subito venire in mente il mangiare. Bene, è impossibile non Esatto. Certo. E qui la Parmigiana poi è anche un grande piatto, una grande ricetta. Esatto. Quindi è per identificare insomma subito. Il logo per non mettere il logo alimentario, ho messo un nome così. Avete fatto proprio un salto qualitativo. Da quanti anni siete qua a Moreno? Oltre 31. Sei maturo ormai? Sono maturo, sì. Non vecchio, maturo ho detto. Maturo. Insieme a Vania, no? Perché siete voi altri due? Sì, siamo marito e moglie. Gestite diciamo così esatto. I alimentari. Allora vi dico subito che noi siamo venuti già un paio di volte a fare la spesa perché non perché c'è particolarmente simpatico, perché è roba buona, cioè voglio dire, ecco, vedo che curate molto il banco dei salumi e dei formaggi. Il banco è il punto più trainante sì. Qua si forma tutto il nostro guadagno perché la sala serve solo per... È un servizio, diciamo la verità. Riempiamo, sappiamo che ci sono i supermercati, cerchiamo di contenere i prezzi il più possibile, però le nostre realtà sono queste, le spese. È accettato. Esatto. E quindi, ecco, ho visto per esempio, lo voglio dire perché è una grande conoscenza nostra, sui prosciutti e sulla linea della norcineria tenete Renzini che è una garanzia di qualità assoluta, credo, chiedo a te. Sì, la qualità fra gli altri voglio dire. È buonissimo come qualità e il prezzo non è che sia di nicchia che uno deve investire chissà cosa su. È un prezzo medio alto però abbastanza sì, in norma con quei prezzi normali. Che tipo di clientela avete? Varia. Di tutto, della famiglia, gli anziani? Abbiamo molti anziani che infatti forniamo con servizio di domicilio, si cerca di aiutare, se c'è da portare in macchina una spesa, noi siamo proprio
come una volta. Siete rimasti proprio il casoin, scusa, no, non è offensivo, voglio dire. No, perché tante volte un contadino lo chiami contadino si offende, no? Allora dice contadino, il casoin proprio nostro. No, ancora quello è il nostro obiettivo, cioè la nostra cultura, e noi continuiamo in questo sistema qua, insomma. Ho visto quando sono venuto a fare lo shopping dei formaggi, come lo chiamo io, che parlate ancora col cliente, lo intrattenete, vi scambiate le opinioni, date dei consigli, cioè quanto importanza è ancora questo dialogo, cioè, questo non è un ambiente spersonalizzato come il supermercato. Secondo me chi ha voglia di fare una chiacchiera, tranquillamente si fa una chiacchiera, sia può essere del formaggio, certo, con le signore più anziane sicuramente la salute, la storia e poi della famiglia, qualcuno anche un po' di sport, che quello che non niente politica, però niente politica. No, io è una battuta. ma non mi astengo proprio dalla politica, insomma. Beh, anche ci si lamenta come al solito del governo. Ecco, vabbè, ma quello è normale, piove governo ladro. Bene, noi assaggeremo le corni e i prodotti qua di fronte, proprio quando faremo alle 11 all'Oasi Bar, faremo, diciamo così, l'aperitivo. Quindi ci sentiamo e ci vediamo quando sarà a bere l'ombra, con la N alla veneta, l'ombra, diciamo così. Grazie Moreno e grazie Vania, al prossimo appuntamento. Arrivederci, un giorno. Un giorno in piazza Pio X, questa iniziativa inventata letteralmente dai commercianti della piazza, in cui raccontiamo le storie a filò, l'abbiamo chiamato il filò urbano. Siamo da Margherita, intanto come si chiama il laboratorio Orofa? Allora, il laboratorio si chiama Adamas. Vuol dire Adamas? Adamas in greco vuol dire diamante, e quindi anche tutte le caratteristiche del diamante, la durevolezza, l'invincibilità, quindi caratteristiche del diamante. Esatto. Che fate di bello? Allora, noi siamo un laboratorio artigianale orafo, quindi creiamo gioielli. Io mi occupo della parte della progettazione e della realizzazione. La parte creativa, non avrei dubitato. Esattamente, la parte creativa, mentre il mio socio Nicola è un gemmologo GIA e un esperto perito del tribunale. Quindi fate anche stime e cose del genere? Certo, facciamo stime, perizie e quindi analisi gemmologiche. Oltre a Mogliano, lo ricordo io, sì, avete anche un'altra unità produttiva, Scorzè mi pare. Esattamente, abbiamo un negozio a Scorzè e appunto Nicola segue il negozio di Scorzè, una realtà diversa perché è un negozio commerciale, quindi una gioielleria, mentre qui proprio c'è la creazione del gioiello artigianale, rigorosamente fatto a mano. Però potete proporre i vostri monili anche a Scorzè che fate qua. Assolutamente, sì, quello su misura, diciamo. È un qualcosa in più, certamente, sì. Che tipo di clientela? Ma un po' tutta. Noi riusciamo proprio creando il gioiello ad accontentare tutti. Quindi dal più piccolo monile a cose molto più importanti. Quanto conta la creatività femminile, essere donna in questo settore del design? Beh, conta moltissimo perché nel nostro lavoro, oltre alla capacità manuale che naturalmente ci deve essere, è fondamentale la creatività, quindi creare un qualcosa che nel mercato non si trova. Si può dire che i gioielli artigianali siano anche una forma di investimento di questi tempi? Beh, assolutamente sì, perché comunque abbiamo un valore che è reale e quindi nel tempo viene anche rivalutato, soprattutto per quanto riguarda anche le pietre. Lavorate diversi tipi di metallo, non solo l'oro? E noi lavoriamo prevalentemente l'oro, di tutti i colori, però prevalentemente oro. C'è questa specializzazione anche perché, insomma, vabbè, voi avete visto che Margherita è una splendida signora, no? Quindi guardate, noi quando facciamo questi servizi diciamo sempre, noi introduciamo, diamo l'informazione, dopo la cosa migliore è venire a trovarla. Dica pure dov'è, così lo ripetiamo che non fa mai male. Allora, noi siamo qui da 27 anni, comunque in piazza Pio X, precisamente in via Tavoni 12. In fianco alla storica edicola Esattamente. Bene, adesso poi vi faremo vedere tutta una serie di creazioni di Margherita al prossimo appuntamento. Grazie. Chi mi conosce bene sa che una delle mie caratteristiche è quella di non andare dai soliti noti, trovare sempre dei personaggi del mondo dell'enogastronomia, in questo caso del vino, che sono giovani, che hanno passione, che hanno conoscenza della materia e soprattutto passione. Perché molta gente oggi pensa che fare vino è diventato un business, tutti quanti comprano la terra, i ricchi smettono a fare vino perché pensano che fare vino è un business. Io dico sempre che non ci può essere il vino, non ci può essere il cibo a tavola se a monte non c'è prima che cosa? La terra. Prima c'è la terra, poi c'è
l'agroalimentare e poi c'è l'enogastronomia. A fianco a me questa signora che è così sorridente, in realtà è un mastino dell'azienda. Adesso ci facciamo raccontare da lei l'azienda, perché innanzitutto prima, mentre le telecamere erano spente, la signora mi diceva che qui abbiamo qualche origine sul territorio romano, Postumia, qualcosa del genere, quindi i romani ancora una volta ci indicavano quali erano le linee da seguire. A fianco abbiamo una persona che secondo me in azienda qualcosa farà. Fai il commerciale, cosa fai? No, te lavori in campo, in cantina, perché il vino si fa prima in vigna e poi in cantina, e non solo in cantina come fanno molti, e mi fermo se no mi denunciano. Allora, raccontaci un po' della tua azienda. Allora, il nome Calaltella perché è dalla via, racconta un po' perché questo è importante per chi ci ascolta e ci vede. Calaltella è la nostra via Calaltella, dove nasce l'azienda agricola, la Calaltella. Calaltella prende il nome da Callisalta, l'antico nome della Postumia, nota fin dall'antichità per il pregio dei suoi vini. Noi abbiamo soltanto ripreso questo importantissimo nome e l'abbiamo fatto nostro. La Calaltella nasce nel 1951, siamo la terza generazione. Pochi anni fa i soci, sì, mio papà ormai in età pensionabile, decidono che forse è meglio un po' mettersi da parte, e noi, un po' spinti dalla crisi del momento, sì, un po' spinti da forti ideali, la campagna è sempre stata nel mio cuore, sono vissuta in campagna, per me non esiste non alzarmi al mattino e non vedere la stagionalità delle viti, che le foglie, le viti che si spogliano, la nebbia nei vigneti. Le fasi della vita del vino. Esatto. Certo, tutto questo. Pertanto decidiamo di acquisirla noi. Noi siamo 3 sorelle. Una bella scommessa, 3 donne insieme al nostro papà, e siamo andati avanti, accompagnati ovviamente dalla parte di cui non potevamo fare a meno, che è la parte enologo. La parte dei mariti, che ci danno tanto sostegno. Lui fa cantina, quindi... Lui fa cantina, mio marito fa cantina, mio cognato segue la parte commerciale, e così siamo partiti. Raccontaci un po', perché io vedo diversi i colori, no? Intanto i colori. Sì, certo, allora, raccontaci questi colori, che vino ci raccontano i colori? Abbiamo scelto di dare dei colori a tutti i vini che nascono da vitigni internazionali. Quindi mondo colori, più colori. Abbiamo scelto il rosso, un bel rosso mattone per il Merlot, il viola per il Cabernet Franc, il rosato distintivo del bianco per risaltare il rosato, il colore del vino, un verde per lo Chardonnay e il giallo per il Pinot Grigio. I vitigni sono tutti vitigni internazionali, mentre di qua abbiamo una linea di vitigni autoctoni. Perfetto. Qua ho visto un prosecco, ma quello mi interessa dopo. Certo. Perché io sono il rosato è un grande personaggio del vino che si chiama perché è sempre vivo, Luigi Veronelli, diceva che i rosati o sono dei gran rosati o è meglio non berli. Tant'è che negli anni 60 per fare i rosati nei ristoranti mettevano metà vino rosso, metà vino bianco. Assolutamente no. Lo faceva. Assolutamente Raccontaci no. un po' questo vino rosato qui. Ve lo lascio raccontare da Mirko, che lavora in cantina. Sì, allora Vai, Mirko. questo è un vino rosato di vino raboso, che viene, dopo essere stato pigiato, sì, rimane nella cisterna per al massimo 12-16 ore, e poi viene svinato subito in modo che non prenda tutto il colore delle bucce, ma soltanto in parte, in modo da prendere il colore rosa del vino. Con le bucce che io ci farei una stagionatura di formaggio, per esempio. Sì, anche quello si può fare, sì. Questo invece qui? Questo è un Manzoni bianco. Un incrocio Manzoni o Manzoni? Un incrocio Manzoni, okay, sì, che deriva il nome dal professor Manzoni. Sì, della scuola di Conegliano, bravo, lui aveva tutte le particelle. E qui invece abbiamo... Questo è un raboso passito barricato. 4 mesi di passimento. Questa è una bella scommessa, poi dopo ve la racconto, perché dopo lo voglio assaggiare come. Certo. Prosecco, se tu dovessi dare un vino di questi qui a una persona per dire questo è il vino che rappresenta al 100% la mia azienda, la nostra azienda, quale faresti bere? Sicuramente uno il Cabernet Franc. Il Cabernet Franc, perché è quello che
ci rappresenta di più territorialmente. Allora in chiusura, se andate in un'enoteca, in un negozio ben fornito e vedete la Callaltella, la prima bottiglia che dovete comprare è il Cabernet Franc, poi tutto il resto, perché la più rappresentativa è questa. Siccome ce l'hanno appena detto e io non voglio assolutamente rovinare un'amicizia appena nata, intanto vi verrò a trovare in azienda quanto prima. Vi ringrazio così, mentre adesso spengono le telecamere così, io credo che un severo ma molto intimo assaggio di questi vini ci vuole, per cui noi spegniamo le telecamere, poi vi racconto come sono, però se sono come l'hanno raccontati oggi si beve molto bene. Grazie, ci vediamo presto, grazie mille. A voi. Grazie. Arrivederci. Siamo arrivati in piazza Pio X per questo giorno, siamo all'agenzia Prima Casa, tanto vedete Erika che è il pezzo interessante del locale, una battuta ovviamente, no? Ciao, come ti chiami e cosa rappresenti? Francesco Zener, sono il titolare dell'agenzia Prima Casa di Mogliano Veneto e rappresento il mio ufficio e i miei collaboratori. Come nasci come agente immobiliare? Sarei figlio d'arte, sono figlio d'arte, nel senso che mio padre è da molti anni che è nel settore immobiliare, su una parte un po' diversa perché lui tratta attività commerciali nella zona di Mestre, Venezia e quindi su una città un po'... Pubblici esercizi. Esatto, specializzato in quello. Ecco, dopo quando che hai deciso di aprire Prima Casa? Nel 2006-2007 sono partito a lavorare in un'agenzia di Zellarino, che è storica per il franchising Prima Casa, che è ancora attiva. Dopodiché mi sono spostato sull'agenzia di Marcon, che anche questa è ancora in essere, ho aperto l'agenzia di Jesolo e poi l'ultima, questa qui di Mogliano Veneto. Sei un talent scout proprio, cioè voglio dire, coltivi buone situazioni immobiliari, diciamo così. Io non ti chiedo se il mercato va bene o non va bene, perché delle lamentele ormai ne abbiamo le tasche piene, no? So che ti va bene, perché? Siamo ottimisti, curiamo i dettagli. Siamo coscienti che il nostro lavoro è molto molto delicato perché andiamo a toccare il patrimonio delle famiglie. Tante volte la casa è il 70-80% di un patrimonio di una famiglia, in alcuni casi il 100%, e quindi dobbiamo trattare con cura, avere rispetto dei risparmi delle persone ed essere onesti e quindi... C'è anche delle figure di equilibrio tra venditore e acquirente. Esatto, bisogna stare nel mezzo e rispettare appunto le due parti, perché si parla di soldini in alcuni casi e se non si fanno i lavori fatti bene. Per molti è l'investimento di una vita. Esatto, sì, 30 anni di mutuo, 35, 20 a seconda dei casi, quindi insomma il lavoro è importante. Fare un po' di gossip immobiliare, come se la cava l'Enrica, così tanto per... Se la cava bene, è brava, è con noi ormai da 3 anni, ok, e quindi è in gamba. La domanda per ingentilire un po' la trasmissione, no? Non vorrei essere frainteso. E cosa c'è dietro l'angolo? Cosa ti aspetti per il futuro? Io sono ottimista di natura e a parte che sono ottimista anche adesso, il nostro lavoro lo facciamo, abbiamo la nostra continuità e siamo contenti. Mi aspetto che vada sempre meglio, insomma. Quindi una nota finalmente di ottimismo anche, no? Probabilmente chi ha lavorato bene negli anni, pur nelle difficoltà del momento, raccoglie bene. Esatto, sì, c'è stata una selezione naturale di alcune... Per fortuna. Sì, esatto, di alcune agenzie, siamo rimasti qualcuno meno, però insomma meglio così, via. Più professionalità. Esatto, sì. Bene, noi avremo altre occasioni ovviamente con questa iniziativa della Piazza dell'Informazione per proporre i contenuti. Quest'oggi è solo il primo dipinto, diciamo così, un primo accenno alla storia dell'attività. Avremo modo di approfondire le tematiche del mercato immobiliare, avendo sempre Prima Casa di Mogliano come riferimento per i contenuti, come partner di informazione. Grazie a te, al prossimo appuntamento. Arrivederci.